santuario di Fatima, davanti al punto preciso dove la Madre Divina apparve ai 3 piccoli pastori nel 1917, dal 13 maggio, 6 volte fino ad ottobre. Giunga il raggio della sua luce purificatrice al tuo cuore. Quel raggio porti purezza, purifichi il tuo cuore da quanto lo macchia, da quanto lo intossica, da quanto lo avvelena, da quanto lo sporca, da quanto lo appesantisce. Possa quel raggio della sua presenza liberatrice liberarlo da qualunque nube, da qualunque forma di ombra, da qualunque tenebra. Possa il raggio della sua luce essere potente come il sole che manifestò straordinaria possenza nell'ultima delle apparizioni, il 13 ottobre del 1917. Possa il sole della presenza della Madre Divina nel tuo cuore squarciare le tenebre che eventualmente lo oscurino, squarciarle con la possenza della sua luce liberatrice e guaritrice, con la possenza della sua presenza purificatrice. Possa il tuo cuore trovare sollievo dalla sua presenza. Possa la tua mente essere raggiunta da quello stesso raggio di luce, luce che purifica, luce che calma, luce che eleva, luce che trasmuta. Possa la sua presenza infondersi nella tua mente e liberarla da tutti quei pensieri che ti disturbano, che ti colpiscono, da quelle memorie negative, ossessive, compulsive, eventualmente vi fossero nella tua mente. Ebbene possa il raggio della sua presenza, come ha fatto a Fatima, purificare la tua mente ed elevarla. Possa così avvenire per il tuo corpo, che la presenza della Madre Divina, come Fatima, porti pace alle cellule del tuo corpo. Laddove nel tuo corpo vi sia guerra, possa la presenza della Madre Divina portare nuova armonia negli organi del tuo corpo, ovunque nel tuo corpo vi sia lotta. Possa tu sentire la regalità della Madre Divina come regina nella tua vita, nelle tue relazioni, nel tuo lavoro, dove tu abbia bisogno di nuova pace, di nuova armonia, di nuova prosperità.